Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno a tutti, bentornati in diretta, lunedì 12 gennaio, ore 10.05, buongiorno davvero a tutti, prima puntata della settimana di Buongiorno 131, quest'oggi sarò da solo, vi porto i saluti di Luca Di Leonardo che ha avuto un piccolo contrattempo in casa, quindi non sarà dei nostri stamattina, ma contiamo di recuperarlo per la diretta di stasera, quindi vi porgo i suoi saluti, ma insomma, sarà una mattinata di analisi, come già promesso ieri sera durante la diretta della vigilia con il nostro Roberto Pinna, per insomma, chiudere un po' quello che è stato il match, tutta l'analisi del match di giovedì sera di Cremona, il 2-2 contro la Cremonese del Cagliari di Davide Nicola, e spostarci poi invece alla partita di questa sera, di questo pomeriggio alle 18.30 in quel di Genoa-Cagliari, prima partita del girone di ritorno, un impegno non banale, diciamo così, perché comunque quando il Cagliari gioca a Genova contro il Genoa non sono mai partite semplici, vittoria che manca, lo abbiamo detto ieri, lo ricordiamo anche oggi, dal 2014, ed è una partita, soprattutto quella di oggi, che porta con sé diversi temi, intanto perché quando si gioca a gennaio, quindi con il mercato aperto, è un po' come quando si gioca ad agosto con il mercato aperto, perché ci sono tante suggestioni, ci sono anche tanti temi e tante novità. La principale, lo dicevamo anche ieri sera, l'assenza tra i convocati di Yerry Mina per la partita di questa sera, sovraccarico al ginocchio per il difensore colombiano, che si aggiunge qui alla lista degli indisponibili, che già prevede insomma, il lungo degenti, Belotti e Felici, più i medio degenti, mi viene da dire, come Alessandro De Iola e Michael Folorunscio. Il Cagliari che recupera però Zé Pedro da tempo ai box, il difensore portoghese, quindi a livello numerico cambia poco. A livello sostanziale è chiaro che invece l'assenza di Mina sia un tema da valutare, anche perché Mina nel primo tempo horror di Cremona è stato il peggiore in campo, molto molto superficiale sul gol dell'1-0 poi siglato da Jonsen, in cui si è fatto beffare dall'altro giocatore di grande esperienza come lui, con un passato in Premier League, come Jamie Vardy. E quindi insomma oggi vedremo un Cagliari diverso, perché Mina non ci sarà, è facile aspettarsi il ritorno del 4-3-2-1. Vi vedo belli pimpanti sul discorso mercato, sul fatto che il Cagliari ancora al 12 gennaio non abbia fatto nessun tipo di rinforzo, non abbia comprato ancora nessuno. Va detta una cosa, che non vuole essere una difesa per il club, assolutamente, perché noi non dobbiamo difendere nessuno, non è il nostro compito, noi analizziamo le situazioni, e la situazione è quella che in questo momento ci sono due squadre blasonate, titolate come Lazio e Fiorentina, che stanno in qualche modo, passatemi il termine, dopando il mercato, nel senso che comunque entrambe per motivi diversi
hanno avuto un inizio di stagione complicato, la Fiorentina sta lottando per la salvezza e pian piano sta provando a risalire dalle ultime 3 posizioni. La Lazio invece, vi ricorderete, per problemi amministrativi, burocratici, insomma, di fatto non ha potuto fare il mercato sì, appunto d'estate, quindi quello di luglio-agosto, e quindi insomma appunto sta in questo momento investendo tanto, sta con cifre anche importanti cambiando un po' il mercato. Chi scrive anche il Pisa sta comprando, il Pisa però è messo molto peggio del Cagliari a livello di classifica, e soprattutto il discorso è anche dato dal fatto che in questo momento il Cagliari non vuole sbagliare il colpo, fondamentalmente, e soprattutto non vuole strapagare giocatori che magari, secondo quelli che sono poi quelle che sono le idee della dirigenza rossoblù, hanno dei prezzi in questa prima fase del mercato di gennaio troppo alti. Il riferimento a Nicolussi Caviglia è evidente, il riferimento soprattutto a Brescianini è un altro. Brescianini il Cagliari lo avrebbe preso a occhi chiusi, ma difficile poi competere con le cifre spese e investite immediatamente dalla Fiorentina, che non a caso insomma ha potuto portare a casa forse in questo momento il miglior centrocampista sul mercato, chiaramente per quelle che sono le squadre del livello del Cagliari. Vedo che ci ha raggiunto il primo ospite di oggi, che saluto. Ciao Giuseppe Poi del Tirreno, come stiamo? Buongiorno, abbastanza bene. Poi Cielo la nebbia. plumbeo. Hai trovato nebbia? Giovedì No, notte. nebbia, no, un viaggio tranquillo, un gran freddo. E Come al quello lo solito. abbiamo vissuto insieme. Ma sono già pronto a rimettere la calzamaglia e partire in direzione Genova, non Genoa. C'è un cielo plumbeo che mi preoccupa, ma non è il freddo di giovedì scorso. Cioè, Ecco, non è meno neanche male. immaginabile, guarda. Meno male, meno male. Con Giuseppe ovviamente parleremo appunto di entrambe le partite. Eravamo seduti a fianco in tribuna allo Zini, quindi abbiamo avuto modo di confrontarci durante il match. Stavo commentando, anche sfruttando un po' i commenti di questa mattina, Giuseppe, il discorso del mercato. C'è chiaramente insomma, abbastanza delusione per questi primi 10 giorni di mercato invernale per il Cagliari, per una gestione che ancora non ha portato nulla, non ha portato ad accelerate in entrata e nemmeno in uscita. Tu conosci bene la situazione del Pisa, perché la vivi quotidianamente. Il Pisa è stato citato appunto come esempio di squadra che in questo momento ha investito tanto e sta investendo tanto anche in estate. Non è che comunque per certi versi abbia lesinato l'impegno la società toscana. Facci un po' le differenze, secondo te, tra Cagliari e Pisa a livello di mercato in questo momento, anche di necessità. È un problema di necessità fondamentalmente, cioè il Pisa è in una situazione molto più complessa, con una rosa molto inferiore rispetto a quella del Cagliari, che sta restando aggrappata alla Serie A grazie a una grande organizzazione di gioco e al grande lavoro che sta facendo Gilardino, unito all'impegno e al cuore che ci stanno mettendo i protagonisti della passata della promozione in Serie A, però c'è una grandissima differenza. Chiediamo una cosa, ed è Nana fai la buona, scusate. Cioè, ma che Ubi Maior. Cioè, anche perché c'è una battaglia stamattina, non riesco a capire cosa sta succedendo. La mia cagnolina è particolarmente agitata. E dicevo, il Pisa c'ha decisamente più bisogno di fare gli acquisti del Cagliari, perché deve diventare squadra di livello di Serie A. Non so se ci sta riuscendo, non perché non sia ottimista nei confronti di Durosmi, che è il nuovo attaccante che hanno preso, oppure Bosinov, che è questo difensore centrale che hanno acquistato dall'Anversa proprio nel fine settimana. Però si tratta di profili che, come scrivevo sul giornale, sono profili estivi, ossia sono dei giocatori che sarebbero dovuti arrivare d'estate, che ci avranno bisogno di un ambientamento, mentre sarebbero serviti dei giocatori già pronti per il Pisa. Il problema cos'è? È che di fatto, se andiamo a vedere questo calciomercato che dura un mese
d'inverno e dura 3 mesi, ancora di più d'estate, è troppo lungo. Tutte le squadre si muoveranno nelle ultime 2 settimane, di fatto nessuno sta facendo mercato, escluso, ripeto, il caso del Pisa, la Lazio che però ha venduto, vorrei vedere cosa succederà a Cagliari se vendessero Caprile e Esposito, e per fare mercato cosa succede? Forse tutti quanti dovremmo avere una maggiore tranquillità attesa, perché tra l'altro il mercato di gennaio è ancora più complesso e ancora più difficile. Io fondamentalmente dal punto di vista del mercato invece sono ottimista che arrivino i colpi che servono per il Cagliari. Aggiungo, per rispondere al commento di Daniele, che dice, quello che dice è vero, nel caso di Nicolussi Caviglia si poteva sfruttare proprio la necessità dei Viola di far uscire qualcuno. Il problema non è la Fiorentina, il problema è il Venezia, ragazzi, perché in questo momento il Venezia sta provando a tenere duro, perché poi, adesso si può dire quello che si vuole, però il Cagliari ha sempre fatto un mercato in cui ha cercato di vendere al più possibile e di comprare al meno possibile. Poi voi mi direte, credo che sia una cosa totalmente normale, perché anch'io se vado a comprare la frutta e verdura cerco di avere, no, il prezzo migliore, cerco di spuntare il prezzo migliore. In questo momento il Cagliari aveva già trovato l'accordo con la Fiorentina per subentrare nel prestito di Nicolussi Caviglia con il Venezia, ma è il Venezia che sta tenendo duro. Tant'è che in questo momento Angelozzi ha detto non è l'unico nome che abbiamo sul nostro taccuino, cioè ci sono diversi nomi, c'è lui, Lovric, sappiamo che c'è l'interesse per Romano, sappiamo che c'è l'interesse per un interesse insomma per Sulemana, per il ritorno di Sulemana, che è in uscita da Bologna, che è un giocatore che farebbe molto comodo al Cagliari in questo momento. Però il Cagliari dice io non voglio farmi prendere al collo dal Venezia, che cerca di spuntare da parte sua il massimo, perché dice c'è un contratto, rispettiamolo. Il Cagliari punta sul fatto che la prima parte di stagione di Nicolussi Caviglia sia stata negativa, seguendo quello che è stata la prima parte di stagione negativa della Fiorentina, e quindi dice siccome tu adesso ti ritrovi un giocatore che non vuole tornare in Serie B, giocatore che ha perso comunque valore perché in questi primi 6 mesi ha giocato male e ha avuto difficoltà, dammelo a meno. Cioè io ti risolvo un problema, no? In qualche modo ti risolvo un problema e ti porto via il giocatore con uno sconto, con un piccolo sconto. Il Venezia in questo momento non molla e vedremo se mollerà poi. Perché, come dice The Snowman, tengono duro anche perché il prossimo anno al 99% saranno in Serie A. Non lo so, però glielo auguro. È un po' complesso, quindi, anch'io glielo auguro. Eventualmente se lo terrebbero stretto per l'anno prossimo. Bisogna vedere se il giocatore vuole restare a Venezia. Perché poi c'è sempre quell'altro discorso, ne parlavamo Giuseppe anche durante la partita, cioè ne parlavamo anche a Cremona, che poi alla fine in questo momento sono i giocatori che decidono. Cioè c'è poco da fare, tranne pochissime eccezioni. Se il giocatore vuole andare via, 99%, 99 su 100 va via. Quindi questo è un po' anche il discorso. La mia valutazione, e quindi, vai. La mia valutazione su Nicolussi Caviglia è proprio questa. La trattativa secondo me sarebbe già sfumata abbondantemente se non ci fosse la certezza, e questo te lo do per certo, che il ragazzo vuole venire a Cagliari. Perché? Perché la distanza, la posizione del Venezia è una posizione in questo momento molto rigida. Loro miravano ad incassare da Nicolussi Caviglia 7 milioni di euro, che era il diritto di riscatto che c'era la Fiorentina, che diventava obbligo qualora lui avesse giocato il 50% delle partite in campionato. L'obbligo non scatterà mai, nonostante anche se Caviglia dovesse rimanere a Firenze, e quindi stanno rivendendo, anche perché la Fiorentina vuole fare un'epurazione. Non è un cattivo ragazzo, è una questione tecnica, ma anche di creare spazi per nuove figure. Il Venezia vorrebbe continuare a incassare questi 7 milioni, ma Nicolussi Caviglia a giugno-luglio li valeva, adesso obiettivamente non li vale di più, e fa benissimo, secondo me, Angelozzi a cercare di prenderlo al suo prezzo, considerando anche il fatto che il ragazzo vuole venire.
Non va in Serie B, perché non va in Serie B, e non è detto assolutamente che il Venezia vada in Serie A, perché probabilmente, almeno in questo momento, dovrebbe fare i playoff, che sono una cosa difficilissima, complessissima, quindi una scommessa a perdere. Una scommessa che si può perdere, che è più facile perdere che vincere. Abbiamo visto noi quando al 94esimo con Pavoletti abbiamo fatto un miracolo e siamo tornati in Serie A. Non c'è cosa più difficile in Serie B dei playoff. Sì, tra l'altro sull'Emana sì, è dell'Atalanta, c'era il Bologna in questo momento, nel caso del Cagliari farebbe quello che vorrebbe fare con Nicolussi Caviglia, cioè subentrerebbe al prestito anche Però in non quel c'è un caso. obbligo di riscatto, non ci Esatto, sono c'è un diritto di riscatto lì, molto, lì c'è un molto più diritto di complesso. riscatto. Esatto. E poi su Nicolussi Caviglia, se non va a Cagliari, resta a Firenze, perché la Fiorentina Questo non lo restituisce, se lo tiene fino a fine stagione se non va a Cagliari e fa panchina, magari tribuna, quello che è. Sicuramente però la Fiorentina non farà scattare l'obbligo, cioè cioè farà di tutto per appunto non far verificare quelle condizioni che poi rendono necessario l'obbligo di riscatto. Quindi da quel punto di vista non è che se non va a Cagliari torna a Venezia e va in Serie B, no, resta la Fiorentina parcheggiato, perché poi di fatto credo che sarà quello un po' il destino, e quindi così. Questo è un po' alle 10:20 di lunedì 12 gennaio lo stato dell'arte. Esatto, per quanto riguarda l'attacco, perché leggevo prima per sostituire Felici e quant'altro, l'idea del Cagliari resta quella di prendere un esterno giovane, un esterno offensivo giovane, magari anche dalla Serie B, chissà, nel caso di fare un investimento, magari faccio dei nomi che non sono però realistici, cioè nel senso non c'è una trattativa di mercato dietro, quindi specifico sempre, perché poi molto spesso leggo nei commenti, no, ma avete detto, no, cioè ascoltiamo bene quello che viene detto, ok? E quindi specifico per l'ennesima volta quello che è il discorso. Faccio l'esempio del Gegemis, insomma, del Frosinone, un giocatore che ancora deve esplodere, che sta facendo molto bene magari in campionati inferiori, che andrebbe a riempire quel vuoto lasciato dall'infortunio di Felici, e quindi insomma quello sarebbe la tipologia di giocatore è quella. Per questo tipo di trattative solitamente ci si muove nell'ultima settimana, perché poi bisogna anche capire gli incastri, sempre per il discorso di non strapagare i giocatori, perché poi anche quello il discorso, perché io sono sicuro che se domani il Cagliari dovesse portare Nicolussi Caviglia a titolo definitivo e lo pagasse 10 milioni, tutti quelli che adesso stanno criticando giustamente e legittimamente il mercato direbbero: ma che affare è? Ma è un pacco, cioè nel senso è stato pagato troppo. Ecco, quindi bisogna capire un po' il contesto, ok? Ripeto, noi spieghiamo un po' quello che è non avendo noi il portafoglio del Cagliari, non decidiamo noi, e quindi noi ci limitiamo soltanto a raccontare e a dare la nostra opinione. Soprattutto in questo momento, perché poi, Giuseppe, il discorso è che anche a Cremona tu hai visto che hai sia una rosa ampia, ma allo stesso tempo una rosa ristretta, no? Soprattutto in determinati reparti. Sì, l'emergenza è il centrocampo, obiettivamente, è lì che ci servono più soluzioni, perché anche sono arrivati, non dimentichiamoci, tutta questa serie di infortuni anche sfortunati, perché quello di Fonorucci è veramente un infortunio assurdo, poi arriva De Iola, mentre in attacco lo stesso abbiamo 2 infortuni gravi, lunghi, da stagione quasi finita, anche se mi dicono che stia andando molto bene il recupero di Belotti, però sempre aprile maggio si parla, Sì. ma lì ci sono molte più soluzioni rispetto al centrocampo, quindi se da subito l'emergenza era il centrocampo, lo è ancora diventato ancora di più in base a quello che è il mercato. C'è anche un'altra cosa che va sottolineata e va presa in considerazione quando parliamo di questa prima fase del mercato, che si sta giocando ogni 4 giorni.
Si continuerà a giocare, soprattutto le big, dai quali magari può arrivare qualche giocatore interessante, continueranno a giocare ogni 2 volte a settimana, e quindi diventa tutto più complesso, perché fino all'ultimo tu attendi piuttosto che liberarti di un giocatore. Brescianini è andato sì alla Fiorentina, perché la Fiorentina ha fatto un'offerta spaventosa, stiamo parlando di 11 milioni di euro, altrimenti anche Brescianini era destinato, nell'idea dell'Atalanta, a partire a fine mercato. È un mercato che chi ci ascolta deve provare a capirlo, molto 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 complesso, con tempi diversi rispetto a quell'estivo, e soprattutto giocando mentre si fanno le trattative, quindi ci vorrà tempo. Ci serve, al Cagliari serve comunque assolutamente entro il 2 di febbraio almeno uno, se non 2 centrocampisti, e l'esterno di cui stai parlando. Non escludo che Sulemana possa essere un tipo di profilo che arriva indipendentemente dal fatto che arrivi Nick Rusicoviglia. Sono 2 giocatori differenti, perché ti serve il play o il doppio play, visto che in parte, ma poi ne discuteremo dopo, Pisacane ha anche utilizzato con profitto il doppio play, mentre Sulemana è più un'incursione, è più un coloruscio, è più un giocatore differente, che servirebbero entrambi, ecco. L'emergenza secondo me in questo momento è il play, è Nicolò Caviglia o un giocatore simile a Nicolò Caviglia. Sulemana sarebbe un gran bel quel tipo di giocatore, non parlo di Sulemana nello specifico come singolo, sarebbe un fare uno step in più. Poi bisogna vedere anche se il Cagliari sia in grado di fare questo step in più. Questo probabilmente lo vedremo anche dalle partite che ci attendono da qui al 2 febbraio. Oggi andiamo a Genova e poi c'è tanta roba, c'è tanta carne al fuoco in questo fine gennaio. Sì, è proprio un mese molto molto caldo. Infatti non a caso il collega amico Enrico Pilia oggi nel suo editoriale in prima pagina sull'Unione Sala diceva proprio questo, cioè è il mese della verità fondamentalmente, ma lo dicevamo anche ieri durante la vigilia, non tanto il mese quanto tutto il girone di ritorno, cioè quello che attende il Cagliari è un futuro in cui veramente si capirà quelle che sono, sì, quello che sia il valore, ma anche quelle che sono le ambizioni della società, dell'allenatore, della squadra e quant'altro. Luca dice, nonostante i nuovi investitori, nessun giocatore in entrata, sempre solita musica, perché si aspetta l'ultima settimana di mercato, perché forse è sbagliata l'aspettativa, cioè noi fin dal giorno in cui sono entrati i nuovi investitori abbiamo detto non aspettatevi che a gennaio sul mercato entrino milioni per essere investiti sul mercato. L'intervento dei nuovi investitori è soprattutto sullo stadio. Poi magari l'anno prossimo, cioè in estate, quando ci sarà il prossimo vero mercato, magari la potenza del Cagliari, grazie anche ai nuovi investitori, sarà differente, sarà più potente anche da quel punto di vista, ma vedremo. Sul discorso mercato, perché poi alla fine, Giulia, stiamo parlando soltanto di mercato stamattina, ma ci può anche stare, cioè nel senso che poi alla fine tanto è una mattinata lunga, quindi avremo modo anche di parlare più tardi della partita contro il Genoa. Sul discorso mercato bisogna anche capire effettivamente poi, cioè adesso noi stiamo ipotizzando che tra un mesetto circa tornino De Jong e Folorunsho. Se tu prendi 2 centrocampisti vuol dire che poi hai un centrocampo che numericamente sarà uguale a quello di giugno, cioè scusami, di agosto, con l'uscita di Rog, che insomma in queste ore verrà ufficializzata la risoluzione consensuale con il Cagliari. Ieri vi abbiamo detto che insomma era all'aeroporto di Cagliari direzione Roma per lasciare definitivamente la Sardegna. E quindi esce Rog, magari esce Cavuoti gli ultimi giorni per andare a giocare in Serie B, anche se io non ne sarei così sicuro al 100%. Gli farebbe bene, però. Gli farebbe bene, però secondo me potrebbe anche restare e provare a giocarsi le sue carte. A me piace tanto Cavuoti, quindi è poi un ragazzo che sta molto zitto, nel senso che non è di quelli che si lamenta se non gioca, se gioca poco e tutto, quindi fondamentalmente quello è. Però ipotizziamo l'uscita di Cavuoti in prestito, entrano 2 giocatori, quindi un play e una mezzala,
Quindi il Cagliari si ritroverebbe con un reparto di 6 centrocampisti, tutti potenzialmente titolari. Bisogna poi anche gestirli, 6 potenziali titolari, nel senso che comunque noi stiamo vedendo, almeno questa è la mia impressione, poi magari chiedo anche a te, stiamo vedendo un reparto, chiamiamolo offensivo, inserendo anche trequartisti e tutto, molto affollato, e qui comunque non è semplice riuscire poi a fare le scelte e a tenere tutti buoni da quel punto di vista, no? Assolutamente. Penso a Esposito, Gaetano, a suo tempo appunto quando era in forma Foloruncio, ma banalmente Luvumbo, insomma, alla fine i numeri sono sempre quelli e qualcuno in panchina deve andare, bisogna capire con che spirito poi certi giocatori vanno in panchina, perché adesso ti dico, per esempio, tu Mazzitelli lo hai recuperato, ok? Perché lo hai recuperato pienamente, lo ha inserito a pieno titolo nelle rotazioni e anche nell'ossatura a livello di leadership, di personalità di questa squadra. Come fai a toglierlo adesso? Questa è la grande sfida di Pisacane. Pisacane c'ha davanti 2 sfide. Una, quella di riuscire a capire meglio la partita quando l'ha imposta l'11 iniziale. Il secondo è la gestione della rosa. Abbiamo visto paradossalmente che lui si è comportato meglio quando ha avuto meno giocatori a disposizione, questo almeno secondo la mia opinione. Ecco quindi che metterli tanti giocatori insieme rischia di essere un problema. Perché? Perché sembra quasi incartarsi in certi momenti nelle scelte. Occorre leadership, occorre capacità di dire giochi tu, non ti devi offendere, non esistono gerarchie, esiste che gioca chi sta meglio in questo momento. Non è facile in uno spogliatoio, così come non è facile in qualsiasi posto di lavoro dire adesso questo lo fa Tizio, lo fa Caio. È la grande sfida che c'ha Pisacane, però noi dobbiamo pensare anche in prospettiva, dobbiamo pensare anche alle eventuali uscite l'anno prossimo, dobbiamo secondo me il Cagliari deve ragionare a livello di progetto. È per quello che serve mettere delle basi, che ha già messo delle basi importanti. L'abbiamo visto giovedì a Cremona. C'era un divario tecnico fra Cagliari e Cremonese enorme, però la Cremonese c'ha 3 punti in più. Sì. Però il progetto deve andare avanti e sono convinto che da questo punto di vista vadano fatti acquisti ragionati anche da un punto di vista economico, come abbiamo detto prima. Si acquista pensando che il giocatore va valorizzato e verrà rivenduto ad un prezzo maggiore. Le famose plusvalenze. Attenzione, a qualche tifoso verrà l'orticaria a sentir parlare di questo, però ricorda a tutti sommessamente che se il Cagliari non vedeva Rizzo, se il Cagliari non vedeva Boninsegna, probabilmente la squadra dello scudetto non la costruivi. Questo percorso virtuoso che prevede la valorizzazione e la cessione dei giocatori a un prezzo maggiore per acquistare più giocatori forti, e di questo sono sicuro che almeno quello che abbiamo visto in questi anni è che le eventuali plusvalenze non vengono utilizzate per pagare i giocatori, perché prima venivano utilizzate per pagare gli stipendi. Ecco, questo è un percorso di crescita come lo fa l'Atalanta, come l'hanno fatto tutte le squadre che sono cresciute, come l'ha fatto il Bologna e tutto il resto. Tornando di nuovo alla gestione del centrocampo, io dico ben venga per tutti, perché va bene per il futuro, va bene per l'immediato, è uno step di crescita ulteriore per Pisacane, quindi io sono convinto che anzi un allenatore nuovo, un allenatore che deve fare esperienza, abbia bisogno di questi test. Ne abbia bisogno lui e ne abbia bisogno la società per capire se continuare a investire su di lui. Hai parlato di Cremonese prima, dei punti, soprattutto ieri vedevo una statistica degli expected points, no? Anche se poi, quindi i punti attesi, quelli che teoricamente sarebbero dovuti essere i punti delle varie squadre di Serie A, anche se poi è un dato che leggevo da diverse fonti, cambia un pochino, però la Cremonese dovrebbe avere 7 punti per quello che ha costruito nel girone d'andata. Quindi questo fa capire, no? Cioè effettivamente quanto poi anche la differenza di impostazione, la differenza di struttura tattica e non soltanto tattica
poi può fare la differenza. La domanda di Alessandro, che dice l'ingresso di un centrocampista per forza costringerebbe Prati ad andare via, e questo è l'altro discorso, cioè secondo me, lo dicevo ieri durante la vigilia, lo ripeto oggi, e lo hai già detto tu, quindi sono molto d'accordo con questo. Il cambio di passo il Cagliari lo farà nel momento in cui, e lo sta già iniziando a fare, nel momento in cui i soldi, insomma, quanto entra dalle cessioni dei big, poi viene investito in giocatori che non sono delle scommesse totali. Faccio l'esempio, nessuno si offenda, il Lecce. Il Lecce rivende Dorgu a 40 milioni di euro e quei 40 milioni di euro li reinveste per prendere il 18enne in Finlandia che lo paga 500.000 euro, il 20enne in Danimarca e lo paga 1 milione, e il 17enne in Zambia e lo paga 100.000 euro, ok? Li porta a Lecce e li fa lavorare magari con la primavera o anche con la prima squadra, li inserisce e poi cerca di rivendere. E lì è tutto completamente un investimento su scommesse. A volte ti va bene, come con Dorgu, molte volte chi è arrivato in sordina se ne va in sordina, perché effettivamente non lascia il segno. Io credo che invece il Cagliari farà in piccolo quello che fa l'Atalanta, cioè l'Atalanta vende Retegui e prende, che so, Krestovic, prende Sulemana, l'attaccante che comunque l'ha portato dall'Inghilterra, cioè prende giocatori che sono già in qualche modo, che hanno già un loro valore espresso, ma che potenzialmente possono esplodere. Ok, ecco, fate le debite proporzioni, anche il Cagliari vuole puntare a fare quello, il Bologna stesso, insomma, tanto per capirci. L'Atalanta ci è riuscita quando ha iniziato ad acquistare giocatori come De Ron, quando ha iniziato a giocare quei giocatori di medio livello con potenzialità, lì ha fatto il salto di qualità. Guarda, me lo diceva un grandissimo amico, una persona che mi manca tantissimo, che era Gianni Mura, che non amava parlare di calciomercato, però seguiva l'Atalanta con grande attenzione per quello che sarebbe potuta diventare essere. Lui ci scommetteva sull'Atalanta, nei messaggini che ogni tanto ci si scambiava. E il passaggio di qualità fu proprio l'inizio dell'acquisto di questo tipo di giocatore, quel giocatore medio di prospettiva che può crescere e può essere paradossalmente venduto anche in futuro. Per fare questo però serve anche che a fine campionato non siamo 15esimi, non siamo 14esimi. Serve arrivare a quell'11esimo, 10º, magari nono posto, impossibile, ecco, secondo me in questo momento il nono posto, anche secondo me il Cagliari rientra a livello tecnico in quel gruppo di squadre che giocano fra il nono e il 12esimo posto, ma il nono è veramente tanto, perché allora tu, a parte che prendi tanti soldi dalla Lega, che sono molti di più rispetto a quelli che prendi adesso, e poi soprattutto ti presenti al giocatore con una credibilità maggiore. Non dici stai andando, devi mettere il caschetto, stai andando a giocare per salvarti, ma c'hai già una tua dimensione di mezza classifica e puoi sperare. Cioè, in questo mese, dice bene Enrico Piria, questo mese si decidono tante cose, si decidono anche le strategie future del Cagliari, ed è per quello che partite come quella di stasera, ancora di più la partita con la Fiorentina fra 2 settimane, e poi quella di Verona che chiude questi giorni, queste giornate fondamentali, è fondamentale che vadano in un certo verso. Esatto, secondo me ci stiamo per salutare, Giuseppe. Concentriamoci sulla partita di stasera. Che partita sarà secondo te? Allora, ricordiamo. Conoscendo Daniele, daranno il massimo per vincere la partita. Loro non sono una squadra ben costruita, è una squadra che ha dei valori, è squilibrata nella costruzione, hanno delle difficoltà a centrocampo, vanno un po' meglio in difesa, in attacco sì e no. Lui cercherà di vincere anche perché è fondamentale. Cioè, se tu rimetti in mezzo il Cagliari, considerando come la Fiorentina sta salendo, rimetti tutto, loro giocheranno alla morte. Il Cagliari il punto interrogativo è sempre se capisce che queste sono partite decisive da vincere.
perché purtroppo, bisogna dire la verità, abbiamo vinto 2 soli scontri diretti, tutti gli altri li abbiamo pareggiati e poi perso quello un po' più complesso contro la squadra più forte dell'8, che è il Sassuolo. Però finora abbiamo vinto soltanto nel girone di andata con Lecce e Parma. I pareggi contro Verona, soprattutto il pareggio contro il Pisa, lo stesso pareggio con la Cremonese, sono pareggi che gridano vendetta, perché sono dei punti persi visto quello che abbiamo visto in campo, ecco. Forse un po' meno proprio quello col Genoa, un po' meno quello col Pisa, che ha fatto una grandissima partita, però diciamo mancano questi punti. Stasera sarà una battaglia in uno stadio che si annuncia da battaglia. Penso che sia una partita molto fisica, ma anche una partita molto mentale, ossia dovrai riuscire a gestire mentalmente i momenti, dovrai essere capace in determinati momenti di fare un po' l'allegriano, ossia come gomma piuma reggere e piegarti senza romperti alla furia del Genoa, perché sono convinto che oggi i rossoblù liguri cercheranno di metterti in difficoltà, cercheranno di farti fuori, di farti rientrare a pieno titolo nella lotta a salvezza, cosa che al momento non c'è ancora. Il Cagliari è un po' fuori, ecco. Sì, che poi tra l'altro era la dote principale del Cagliari primavera di Fabio Pisacane, ripetiamo sempre, sono mondi diversi, tutto quello che volete, però a livello di impostazione tattica, restiamo su questo, non parliamo di valori, parliamo soltanto di impostazione, era la dote principale del Cagliari, che l'anno scorso, dopo il girone d'andata negativo, o comunque non esaltante come il girone di ritorno invece è stato, ha messo sotto scacco praticamente tutte le big, in casa e in trasferta, in campionato e in Coppa Italia. Ed è per quello che io sul girone di Pisacane ha sempre fatto dei gironi di ritorno molto migliori rispetto ai gironi di andata, tranne il primo anno in cui è subentrato al girone di ritorno, quindi ha fatto solo il girone di ritorno, quindi non c'è una controprova, però i gironi di ritorno di Pisacane sono sempre stati migliori rispetto al girone d'andata, e anche per questo, secondo me, un pizzico di ottimismo da quel punto di vista credo di poterlo avere. Giuseppe, grazie, buon viaggio, ci aggiorniamo in questi giorni, ovviamente, buona partita e buon freddo. Pinna è già arrivata a Genova? Pinna sì, è atterrato adesso, guarda, è atterrato da pochi minuti, perché insomma ha fatto Alghero, Roma, Genova, ringraziamo Ci i collegamenti stasera meravigliosi. Va bene, un abbraccio e buon lavoro. Ciao, grazie, Grazie per essere stato con noi. Ci spostiamo subito da Pisa a Genova, perché abbiamo il secondo ospite di oggi, graditissimo, Riccardo Re, collega di Sky Sport. Buongiorno Riccardo e benvenuto. Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Come stai A intanto? Genova c'è il sole, Pinna mi sa che a terra senza problemi, stavo guardando dalla finestra. Questa è già un'ottima notizia, anche se poi stasera il sole c'era anche a Cremona, poi con il buio è arrivato il freddo e non è poco. Allora, con Riccardo parliamo di Genova, ovviamente, perché insomma per te Genova è casa e non soltanto, quindi iniziamo a buttarci un po' su questo Genoa-Cagliari, prima partita del girone di ritorno. Tra l'altro Cagliari-Genoa si è giocato poche settimane fa, quindi Esatto. c'era già De Rossi sulla panchina rosso-blu. Cosa cambia da quella partita, secondo te? Cambia che si è perso un po' quell'entusiasmo e quell'atmosfera che aveva creato De Rossi con il suo arrivo, anche perché poi il pubblico, i tifosi del Genoa hanno sempre vissuto queste ultime stagioni con grande entusiasmo. Per 4 stagioni consecutive c'è stato il record di abbonamenti, anche oggi saranno tantissimi allo stadio, però è chiaro che quando tardano ad arrivare i risultati questo entusiasmo scema, cala, si riduce, poi è stato di fatto rialimentato con varie questioni. Con Vierà non mancavano le prestazioni, ma erano mancati i risultati, e la partita
salvezza con la Cremonese, che era finita con una grossa sconfitta da parte del Genoa, soprattutto con 2 gol sotto i primi minuti, aveva portato al cambiamento. Quel cambiamento aveva di fatto rifatto scattare la scintilla, De Rossi aveva riportato l'entusiasmo, però ora c'è un mercato di gennaio che al momento entrate fronte Genoa dice 0 nuovi acquisti, e al tempo stesso c'è una classifica che bene o male è simile a quella che De Rossi aveva trovato quando si era ritrovato in panchina, però sono arrivate diverse sconfitte, diciamo si è rotta un po' quella magia, e di conseguenza toccherà al Genoa in casa, dove ha avuto sempre grande difficoltà in questa stagione, ma anche nell'inizio della scorsa, a far risultato, provare a portare il pubblico dalla propria parte, che non sarà paziente come in passato, ed è lì che è cambiato rispetto al Cagliari Genoa. L'abbiamo visto con la partita contro il Pisa, di fatto una delle le uniche 2 partite in cui sono finite 3 fischi dei tifosi, l'ultima gara in casa, il pareggio con il Pisa 1-1 e tanti fischi. È chiaro che quella, vedete la classifica, l'importanza che ha per il Cagliari e per il Genoa. I tifosi del Genoa, dopo anche buone prestazioni, vorrebbero vedere un successo in casa, che hanno visto solo una volta quest'anno. Sì, e poi Marassi quando fischia, insomma, tendenzialmente si sente, ecco, diciamo così. Vedo che ci ha raggiunto l'eroico Luca Di Leonardo. Buongiorno Lucone, ben trovato. Ciao ragazzi, ciao Riccardo, ben trovato. Ciao. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, in attesa che ti prepari le tue domande ficcanti come tuo solito, Luca, faccio la seconda io a Riccardo. Vale. Perché insomma, effettivamente parlavamo prima di cosa è cambiato tra la partita di andata e quella di stasera. È sempre difficile giocare con il mercato aperto. Noi nella prima parte di diretta abbiamo parlato appunto un po' di quelle che sono anche le lamentele, tra virgolette, dei tifosi del Cagliari per questa inazione della società rossoblù fin qui sul mercato, soprattutto in entrata. Penso che anche a Genova ci sia la stessa aria, perché vedendo, insomma, è andato via Valentin Carboni, forse anche sul fronte rossoblù genovese c'è un po' di attesa per questo mercato. C'è molta attesa, perché era una squadra che non era stata costruita per il 3-5-2. La partenza di Valentin Carboni, al di là del talento del giocatore, direi che non ha sconvolto nessuno, anche perché l'apporto dato dal giocatore argentino era stato di fatto nullo in questa prima parte del campionato, e soprattutto perché il Genoa è pieno di trequartisti, giocatori che dovevano dare quella qualità e che non hanno dimostrato di poterla dare. Il mercato di estivo è stato fallimentare in questo senso, portando tantissimi giocatori che dovevano dare quella fantasia, quello smalto in più alla squadra, quei giocatori capaci di puntare l'uomo, e si è ritrovato con tantissimi giocatori di questo tipo, da Valentin Carboni a Stanciu, a Grombeck, Messias era già in rosa, al di là dei suoi frequenti infortuni, Venturino che non ha giocato neanche un minuto, perché è chiaro che dal 4-2-3-1 con cui si pensava di aver costruito la squadra si sono ritrovati a giocare con un 3-5-2 che effettivamente ha dato più solidità all'organico e al gioco. Di conseguenza è una squadra che si trova con tantissimi giocatori, con una rosa che non permette neanche a De Rossi di far allenare regolarmente la squadra con 22 giocatori in campo, perché sono di più, e quindi è un mercato che deve essere fatto sia con urgenza di sfoltire la rosa, perché questo il pubblico, i tifosi non lo capiscono a volte, ma è quasi più importante di un nuovo ingresso nella gestione del gruppo, visto che poi vanno i giocatori in campo, la squadra, e non ci devono essere malcontenti. E però al tempo stesso è una squadra che ha la difesa contata giocando a 3, perché ha 4 difensori centrali di ruolo, basta che uno abbia il raffreddore e l'altro l'influenza, si ritrova con 2 giocatori, con 2 difensori centrali, quindi è un'emergenza di gioco, manca un play. Anche oggi contro il Cagliari il Genoa giocherà con un 3-5-2 senza un regista, e De Rossi vorrebbe un regista. I problemi dell'attacco sono stati evidenti. È chiaro che con il 3-5-2, mettendo Vitinha Colombo, Vitinha è un altro attaccante, si è migliorato quel reparto, quindi quella che sembrava una priorità ora non è più la priorità.
però si è scoperta un'altra priorità, quella del portiere, l'ha detta la stessa De Rossi, dal primo giorno di mercato è evidente che il Genoa stia cercando un portiere. De Rossi con grande lealtà e coerenza ha detto proprio anche ai microfoni di Sky, ma poi l'ha detto anche in conferenza, di aver parlato con Leali e avergli fatto sapere che teoricamente quella col Milan poteva essere la sua ultima partita, invece giocherà anche oggi col Cagliari perché neanche il portiere si è visto a Genova, e quindi è chiaro che è un mercato che mette in fibrillazione, ma in questo caso penso anche più l'ambiente che non la stessa squadra, che non la rosa, perché l'ambiente, vedendo la squadra in difficoltà di classifica e in difficoltà di gioco, pensava, magari era abituata anche ai mercati di preziosi dove forse si faceva perfino troppo nel mese di gennaio, però si iniziava il mercato che c'erano già 3 giocatori in uscita, 2 giocatori in entrata, quindi anche una piazza abituata a questo, e invece questa attesa, questo attendismo è chiaro che mette fibrillazione nella squadra. C'è già stato uno striscione di contestazione, cosa che non si vedeva da anni a Genova, appelli, ed è chiaro che la partita di oggi, a seconda di come si possa incanalare, renderà un ambiente paradossalmente più ostile o comunque più elettrico, ma il pubblico di Genova, che tra l'altro nelle ultime trasferte non ha potuto seguire la squadra perché ha avuto 3 trasferte vietate, si fa sentire in un modo o nell'altro. Quello lo avete anche ricordato voi. Prima di dare parola a Luca Di Leonardo, vedo che ci ha raggiunto, o meglio, che ha raggiunto Genova, l'ottimo Roberto Pinna. Ciao Roby, ben trovato, ben arrivato a Genova. Come si sta? Ciao ragazzi, grazie mille, saluto anche Riccardo, ne approfitto. Si sta bene, dai, è variabile, un po' di venticello, niente a che fare col maestrale che ci siamo assorbiti nel weekend in Sardegna, quindi si sta sempre bene poi a Genova, dai, è sempre trasferta che ci piace. Buongiorno, c'è un nuovo shop all'aeroporto, vedo che dovresti essere ancora lì, sto provando a riconoscere. Sì, guarda, se vuoi te li faccio vedere tutti. Ci sono anche ancora le illuminarie di Natale, non so se le vedete in fondo, speriamo che portino bene. Anche a casa di Aresu, ma quello da giugno. Esatto, io ho tolto ieri, dietro di me c'era un Merry Christmas che per decenza ho tolto, visto che siamo il 12 gennaio, è meglio così. No, dicevo, hai trovato tifosi del Cagliari con te? Qualcuno ha preso il volo con me da Fiumicino fino a Genova, molti camouflage, magari persone che comunque vivono nel Lazio, comunque sia, che non arrivano direttamente da Cagliari, perché sicuramente il doppio volo, come ho fatto io, non è la soluzione più comoda per arrivare a Genova, ma abitando in Ed zona Alghero questo ci tocca. Soprattutto, però comunque dai, qualcuno c'era, vedremo. Poi comunque la Liguria, terra di sardi emigrati, per chi è sardo penso che Genova sia il primo porto in assoluto della sua vita, in un modo o nell'altro, ora sempre meno, no? In epoca di aerei, anche se la continuità territoriale sta facendo di tutto per far tornare in auge le navi. Detto questo, però sicuramente Genova è sempre stato il primo porto d'arrivo in Italia per quasi tutti i sardi. Molto bene, prima di salutarti ti chiedo se tra ieri e oggi hai sentito qualche sensazione diversa, un po' quello che ho detto ieri sera, se durante la notte... No, più che altro stavo leggendo i giornali in aereo, e c'è tutta questa grande attesa nei confronti c'è questo dualismo, no? Gaetano Esposito Gaetano, poi vediamo se Pisacane ci sorprende, addirittura giocano entrambi dall'inizio, cosa un po' magari complicata, però vediamo, secondo me potrebbero essere loro due, visto che a mente fredda dopo la diretta di ieri uno rilegge i giornali, ci pensa un po' su, Gaetano Esposito potrebbero essere uno di loro due, chi sta più in forma, entrambi cercano riscatto. Gaetano stava giocando bene, poi nell'ultima ha giocato tra i peggiori in campo a Cremona. Esposito stava giocando bene, poi un po' sono messi gli avversari con le botte prese, un po' lui con errori importanti come quello contro il Milan, la palla gestita male per il rete del pareggio dei rossoneri. Curioso della vittoria dei rossoneri, curioso vedere come reagirà magari Esposito se dovesse essere schierato proprio qui a Genova. Tra l'altro ritrova un compagno di 1000 battaglie l'anno scorso come Colombo all'Empoli, e non ha mai segnato al Ferrari, l'abbiamo detto anche ieri, vedremo se ci sarà una prima volta per lui. Sapete che non avrà una grande accoglienza Esposito? Chiaramente. Strano, perché di solito, guarda, Riccardo è accolto benissimo ovunque va. No, ma perché era della Samp. Esatto, certo.
non solo perché era della Samp, ma perché anche sui social spesso va a fare delle punzecchiature anche sotto il profilo del Genoa, aveva fatto in passato, dopo il derby. Adesso suo fratello è stato uno, parlavamo del mercato di gennaio, è passato dalla Spezia alla Sampdoria, e continui riferimenti al fatto che proprio Sebastiano abbia sponsorizzato il fratello maggiore Salvatore, e c'è un grande legame, lui è legatissimo alla Sampdoria e quindi lo ha vissuto, l'ha già anche dimostrato più una volta. Ci sono i tifosi della Samp che lo incitano, lo stanno già incitando prima di questa partita a segnare, perché in un anno in cui non si gioca il derby, in queste ultime stagioni non c'è stato il derby, si vive anche di questo a Genova. Ma come sta Esposito? Perché io ero a Cremona e l'ho visto andare via con il papà, la mamma e il procuratore e la borsa del ghiaccio alla caviglia. L'abbiamo visto tutti in campo, sì. zoppicante. Proprio per quello dicevamo, no? E proprio per quello dicevamo, da capire se giocherà, perché comunque quanto giocherà, perché già era uscito malconcio contro il Milan, crampi, comunque sia un problemino sempre alla caviglia, poi comunque a Cremona è subentrato, ma gli è bastato quello spezzone di gara, diciamo, per soffrire abbastanza i pestoni presi vari dalla Cremonese in una gara molto intensa, quindi ci sta, vedremo se oggi avrà spazio per vivere un personale derby, dai. Roby, intanto vai a fare il check-in, che dall'hotel ci stanno tuonando. Sì, è anche arrivato, guarda, è anche arrivato come si chiama? Il volavia, come si chiama qua? L'Airlink. esatto. Quindi ci vediamo dopo, ci vediamo alle 17:30 per il pre-partita dallo stadio Ferrari in Marassi di Genova. Quindi buona giornata Roby, ci vediamo dopo. Ciao Roby. A dopo ragazzi, ci divertiamo stasera, dai. Ciao. Eccoci qua, Riccardo, scusa, ma quando abbiamo l'inviato, giustamente, ovviamente abbiamo la possibilità di avere l'inviato in questa trasmissione, che non è così semplice da avere. Luca, domande per Riccardo, vai, è il tuo momento. Eccomi qua. No, vabbè, stavamo parlando un po' del discorso del Genoa, però mi viene da pensare, con l'arrivo di De Rossi ci sono stati dei giocatori che sono stati recuperati, perché io vedrei Martin non titolare nelle prime giornate, il giocatore che lo scorso anno ha fatto più cross della Serie A, e si è visto anche la differenza di un giocatore come Martin, se in forma o meno, e anche lo stesso Colombo, perché inizialmente non era stato messo, diciamo, titolare, forse anche punzecchiato da De Rossi, però viene da 2 partite consecutive con gol, e ahimè la statistica dice che Colombo, quando vede Cagliari, insomma qualcosa la fa. Quindi io ti chiederei un po' un discorso relativo a questi 2 giocatori, che comunque sono i 2 giocatori che possono fare la differenza in una partita come stasera. Mi viene da pensare Martin e dall'altra parte Palestra, mi viene da pensare Colombo e dall'altra parte Luperto / Rodriguez. Martin Palestra 1-0 Cagliari, diciamo così, 0-1. 0-1. Perché Martin è un giocatore importante per il piede educato, però gli è sempre mancato qualcosina a livello di grinta, di personalità. Ve lo ricorderete, l'unico gol che ha fatto l'ha fatto per caso da quando è arrivato in Italia contro il Cagliari. Al di là del numero di cross, di palle ben messe nei piazzati, di calci d'angolo, ma gli manca sempre quel qualcosina, e qui arrivo a risponderti alla prima domanda. Aveva smesso di giocare con Vierà perché non tanto per la sua posizione contrattuale, perché ricordiamolo che è un giocatore a scadenza e in quel periodo si lavorava per un rinnovo di contratto che non c'è ancora stato, e quindi c'era stato un momento anche di tensione con uno dei collaboratori di Vierà. Non è emersa ancora, sto dando un retroscena, una notizia che è abbastanza inedita, e quindi c'era stata tensione con lo staff, e quindi gli era stata fatta pagare con la panchina nella parte finale di Vierà. Per Colombo invece è una situazione diversa, è il sistema di gioco che non l'aiutava, quel 4-2-3-1 con quei giocatori di fantasia di cui abbiamo detto prima che la fantasia non la facevano e anzi rischiavano di tenere la squadra scoperta. Poi si era utilizzato dei giocatori che non erano propriamente dei trequartisti, ma davano più solidità alla squadra, ma non davano apporto a Colombo. Il 3-5-2 portato da Murgita e Criscito, perché ce lo dimentichiamo, De Rossi sta giocando con un 11 che non cambia mai, se non per Tosby ed Ellerson, che è la formazione
che hanno schierato Criscito e Murgita nella trasferta di Reggio Emilia, vincendo, regalando la prima vittoria e una delle poche del Genoa stagionali contro il Sassuolo. Quella formazione poi De Rossi ha avuto l'intelligenza di non cambiarla, anche perché si è visto che il rendimento di Colombo con Vitigna a fianco è un rendimento diverso per entrambi gli attaccanti. È vero, non ha sempre giocato Colombo, ma qui l'ha spiegato l'allenatore. Nelle squadre che giocano uomo contro uomo, che vanno in pressione, ha preferito utilizzare Ekuban, perché è un giocatore che in quei casi ha una fisicità addirittura maggiore di quella Colombo, e poi più che altro un po' più imprevedibile, più in velocità. Quindi contro l'Atalanta, contro la Roma, con queste squadre ha utilizzato Ekuban. Qua il problema non si pone, perché Ekuban nel frattempo si è fermato ed è indisponibile, e quindi Colombo ha ritrovato la sua titolarità ora a prescindere dalla squadra, e tu parlavi del Cagliari, ma soprattutto in casa ha fatto molto bene. Il primo gol in trasferta è arrivato proprio contro quella che era la sua casa, quella del Milan di San Siro, che il Genoa ha affrontato dopo che l'ha affrontato contro il Cagliari in Sardegna. Ne approfitto anche per girarti una domanda del nostro utente. Potete chiedere al vostro ospite cosa o chi teme del Cagliari. Hai fatto una menzione su Palestra, aggiungo, ti aspettavi una rendita del genere da parte di un giocatore che comunque tra gli addetti ai lavori qualcosa si sussurrava? Poi comunque Angelozzi era abbastanza sicuro di quello che aveva portato a Cagliari, anche se in prestito è un giocatore, parole sue, che entro un paio d'anni diventerà tra i 5 migliori terzini destri d'Europa. Godetevi Guido, che è uno dei più grandi direttori sportivi, e che con un budget, anche quando ha dei budget limitati e tutto, la qualità dei giocatori sicuramente la sa riconoscere il direttore Angelozzi. È chiaro, lo diceva Angelozzi, ma nessuno si aspettava il rendimento che ha avuto. A me è piaciuto vederlo a Cremona anche sull'altra fascia, anche se poi è ritornato sulla sua, e sulla sua ha quel qualcosa in più, quello smart, quelle accelerazioni. Però è importante anche per un giocatore soprattutto della sua età far vedere che si sa adattare e riesce a avere comunque anche un rendimento sulla propria fascia, su quella che non dovrebbe essere la sua fascia di appartenenza. E poi ho visto, è vero, e comunque i numeri del Cagliari sono importanti anche d'attacco, perché abbiamo parlato di Esposito al netto della sua qualità. Io ho visto quando è entrato a Cremona, ma non solo, che porta quella fantasia, quella vivacità, che anche quando non segna rende una squadra comunque imprevedibile, una squadra che comunque ha le sue fiche nel reparto offensivo, una squadra che qualsiasi giocatore, compreso un Pavoletti, un altro ex che qui ha lasciato un grande ricordo, e soprattutto un giocatore che è sbocciato a Genova, cioè sono dei giocatori che anche con l'età, con le ginocchia che sono ormai quel che sono e tutto quanto, sono dei giocatori che sono in grado di farti male in qualsiasi momento della partita. E il reparto offensivo del Cagliari l'ha dimostrato anche contro il Genoa in quel 3-3 dell'andata, che ha valorizzato proprio uno dei suoi attaccanti con una grande doppietta. Che poi è stata l'unica partita, possiamo dire, da quando c'è Caprile a Cagliari, l'unica partita che ha sbagliato, tra virgolette, ma ci sta, insomma. Sì. Un portiere come lui, che insomma è da 9 ogni partita. Detto che anche a Cremona, sul 2-0, insomma, poteva fare meglio. Poteva fare. A Cremona i 3 difensori centrali, due gol e i 3 difensori centrali con un errore evidente, diciamo 3 errori per 2 gol ci sono stati lì. Mi è sembrato proprio evidente da parte dei difensori centrali del Cagliari. Verissimo, verissimo. Riccardo, invece ti chiedo, perché abbiamo parlato appunto ovviamente di Milan-Genoa, che è stata una partita veramente abbastanza balorda, per usare un aggettivo, che a Genova, anche se sull'altra sponda ovviamente, perché Olli è Doriani, però un grande giornalista, stai parlando di Olli con Balorda Nostalgia, che è tifoso della Samp, grande giocatore di rugby. Però in realtà qui devo farti un'altra citazione, perché una storica penna del giornalismo italiano aveva definito il Genoa il vecchio balordo, e quindi è vero. Sto parlando di oddio, vabbè, perdonate. Gianni Brera.
Gianni Brera, esatto, stavo per dire Mura e mi aveva, quindi a quel punto era andato in blocco il mio cervello, e quindi con Gianni Brera, che aveva definito appunto il tifoso del Genoa, lui era vecchio balordo il Genoa, quindi non so se Il Oli vecchio si sia ispirato balordo. a lui. Vabbè, mi piaceva questa doppia citazione genovese perché è molto, molto pertinente. No, al di là delle battute, effettivamente Milan-Genoa è stata una partita davvero, davvero anche assurda da raccontare, probabilmente con quel rigore. No, adesso c'è insomma anche lo stesso De Rossi ieri in conferenza stampa ha rimarcato un po' anche l'antisportività di alcuni giocatori del Milan, però tu sei passato dal essere in vantaggio a San Siro fino al 92esimo, pensando lecitamente di portare via 3 punti, poi hai subito il pareggio, ma sei riuscito ad avere il rigore al 99esimo, lo hai sbagliato. Che tipo di scorie può lasciare questa partita secondo te nel Genoa? Cioè, è comunque un aspetto positivo? Cioè, va vissuta in maniera positiva oppure c'è il rischio che, no, invece abbia scaricato anche a livello psicologico la squadra? È quello che è successo tutto l'anno al Genoa. Se andate a rivedere le partite contro le grandi squadre, il Genoa era in vantaggio, cioè ha fatto una grande partita con l'Inter, ha fatto una grande partita con il Napoli, è stato in vantaggio con tantissime grandi squadre, perfino in trasferta, e poi si è fatto superare. Negli ultimi minuti al Genoa sono costati tantissimo, ma parliamo anche della partita del Bologna. Non so se vi ricordate quel rigore che fece discutere e arrabbiare tantissimo allora Vieira al 99esimo, cioè anche lì il Genoa era passato in vantaggio e il Genoa ha sempre subito negli ultimi minuti, negli ultimi istanti, e ha sbagliato negli ultimi istanti, perché avete citato il rigore di Stanciu, tra l'altro un comunicato del Genoa a condannare con fermezza gli insulti razziali e comunque le minacce che ci sono state nei confronti, non l'hanno detto, del giocatore, una cosa ovviamente a cui ci associamo a questa condanna, almeno mi associo personalmente. Certo. E poi si era visto Genoa-Parma, un'altra partita che il Genoa doveva vincere, che i tifosi si aspettavano che dovesse vincere, il Genoa in superiorità numerica, lì c'era stato il rigore di Cornet sbagliato quando al 97esimo, era un rigore che poteva portare 3 punti, oppure altre partite sempre con rimonte subite negli ultimi minuti, penso anche al Torino, anche in quel caso il Genoa avanti, il Genoa che si fa rimontare, che poi ha l'occasione anche in quel caso con Cornet al 99esimo e sbaglia davanti al portiere. Quindi diciamo il Genoa è abituato a rialzarsi da queste scorie. Diciamo l'unico aspetto positivo, uno dei pochi aspetti positivi che si è visto in questo campionato è che la squadra è sempre riuscita a riassettarsi e a rigiocare la partita. Quello che dicevo prima a livello ambientale non è di tutto conto, perché è più il pubblico che dopo una grande partita del Milan a San Siro arrivano e pensano col Cagliari De Rossi deve finalmente vincere 3-0, e non conoscono i più o sottovalutano la difficoltà di giocare una squadra contro il Cagliari, che vorrà sicuramente non solo pareggiare ma far risultato e provare a vincere al Ferraris, e quindi è più dalle aspettative contro la grande squadra. Quando c'è una grande prestazione della grande squadra fa crescere le aspettative, e come si era visto in passato, grande partita con una grande squadra, non arriva la vittoria, c'è Genoa-Cremonese, il Genoa va sotto di 2 gol e si arrivano per la prima volta alla contestazione, razzi in campo, fischi, Vieira esonerato, si arriva a Genoa-Pisa dopo un'altra grande prestazione del Genoa, arriva un pareggio, ma non era scontato battere il Pisa di un ex come Girardino, un ex tra l'altro come Pisacane, e penso che non sia banale neanche il suo ritorno a Genova, non abbiamo parlato, ma una bandiera del Genoa come Claudio Nofri lo portò da Napoli a Genova quando era un ragazzino. Sappiamo anche la sua voglia di trovare, diciamo, una sicurezza anche economica grazie al calcio, il suo sacrificio, la sua dedizione, e non lo ricordiamo mai abbastanza anche
quello che rischiò dal punto di vista della salute, cioè Certo. a Genova di fatto gli viene salvata la vita, è una cosa che Pisacane non si dimentica. Io penso che oltre ad essere la squadra con cui è esordito in Serie B quando era un ragazzino della primavera, si ricorderà quei giorni quando si ritrovò di fatto paralizzato, perché stiamo parlando di quello, quando non si era capito inizialmente cosa fu, e venne curato e venne seguito come un figlio da tanti dirigenti anche del settore giovanile del Genoa, che lo portarono poi ad avere una carriera da professionista in campo. Qui ho preso Sì, infatti No, ci sta. lo ricorda diverse sempre, volte, anche sì. nella insomma, la vigilia della gara d'andata. Pisacane ha ricordato il suo grande e forte legame chiaramente con la città di Genova, con la tifoseria del Genoa, con tutto quello che è stato chiaramente per la sua vita e la sua carriera, il rapporto con Genova. Luca. Io vorrei fare un discorso più generale, Robè e Riccardo, nel senso che ci sono state varie domande anche durante le conferenze, fatte magari da me per Pisacane o anche da io alla Torino, il fatto che il Cagliari va comunque a giocare meglio con le big rispetto alle concorrenti dirette, ma questo è un problema che hanno diverse squadre, perché anche il Genoa, come tu hai ricordato, con le squadre, con le big, forse perché è più facile preparare o ci sono meno aspettative. È ovvio che la partita di stasera ha visto anche la lotta per la salvezza, perché comunque, insomma, possiamo dirlo tranquillamente, la Fiorentina lì era quasi per caso, giustamente, perché comunque non riusciva a trovare la quadra, ma pare che l'abbia trovata, poi comunque si sta muovendo a livello del mercato, quindi diciamo che la Fiorentina lì è giusto per un inizio di stagione tragico, però ha le potenzialità per salire in maniera tranquilla e serena. Sul resto non c'è una vera e propria squadra, come è capitato negli ultimi anni, la cosiddetta squadra materasso. E quindi questo ti va a complicare un po' il discorso della salvezza, perché oggi vince, magari il Verona va a pareggiare a Napoli e poi perde con la Lazio. Ti trovi magari la vittoria del Cagliari a Torino contro il Toro e poi pareggia contro il Pisa che perde in casa e poi va a pareggiare a Udine. Cioè non c'è una certezza, e questo chiaramente è ovvio che da chi lo vede in maniera oggettiva è sicuramente una bella lotta a salvezza, ma qui è un discorso dove niente è sicuro, e quindi Genoa e Cagliari sono due squadre che comunque per tradizione meritano la Serie A, ma poi effettivamente la devi meritare sul campo. E De Rossi e Pisacane sono due allenatori innovativi da un certo punto di vista, nuovi, che però devono assolutamente vivere questa esperienza in Serie A in un'annata non semplice, perché non ci sono squadre a materasso. Ed È vero, è vero, ecco, perché anche un confetto su questo. il Pisa, soprattutto anche il Pisa contro le grandi squadre, quindi qui vado a confermare quello che stavi dicendo, ha dimostrato sempre di giocarsela. Solo nelle ultime partite ha perso un po' di quella sua intensità, di un allenatore comunque bravo come Gilardino, che ovviamente anche qui a Genova si ricordano molto bene. È vero che poi spesso i crolli arrivano sulla distanza, e quando tu inizi a perdere il treno, a quel punto il treno alla salvezza, è anche più complicato mentalmente rimanere agganciati sempre sul pezzo in ogni partita. Quando vai sotto è difficile reagire, quindi io credo che finora non si è staccata nessuna, ma poi eventualmente questo potrebbe avvenire, così come potrebbe avvenire, perché c'è sempre stato che chi in questo momento non sembra minimamente considerato per la salvezza poi abbia un crollo. Faccio una squadra, Nicola è un bravissimo allenatore per la salvezza, in passato anche a Cagliari. Vi ricordate che quando si pianta, tanti hanno pronosticato la Cremonese che si sarebbe piantata e sarebbe rientrata nella lotta per non retrocedere. In realtà mi sembra una squadra estremamente solida e non penso che questo accada, però è sempre successo che quelle squadre che sembrano avere quei punti di galleggiare sopra la soglia della tranquillità e poi vengano risucchiate. È vero però quello che dicevi, che è un campionato apertissimo, ed è vero che è più difficile per le partite per non retrocedere, al di là della paura, ma proprio perché lì le squadre che devono vincere devono fare possesso e devono creare gioco, mentre magari
anche le aspettative contro una big, compreso il pubblico, fanno vivere, dare una percezione della partita diversa, migliore, perché lì a volte basta il contrasto, basta arrivare con la corsa, giocarsela, un tackle, anche se poi magari a livello di occasioni crea ben poco, che ti dà una percezione positiva della partita. Questo non avviene invece magari in una partita come Genoa-Cagliari, che se il tifoso del Cagliari vede che con il Genoa subiscono due azioni e non hanno ancora create, c'è un po' più di mugugno, per usare un altro termine che viene utilizzato spesso a Genova, e così ovviamente vale anche dalla parte del Genoa, che in una partita in cui appunto di uno scontro salvezza, se tu non crei, se tu non segni, hai subito una percezione negativa della partita, mentre contro una grande squadra le aspettative ti danno anche una percezione differente, perché poi a volte vai a vedere e dici ma quanto ha creato? Non ha creato, cioè Genoa-Parma, il Genoa ha creato tantissimo, ha avuto 97 occasioni, ma aveva un uomo in più e giocava contro il Parma, eppure lì la percezione sia stata una partita nettamente negativa, al netto del rigore che poteva valere una vittoria sbagliato da Cornea al 99esimo, e quindi questo ci dà l'idea che comunque non è un campionato semplice, non sarà semplice per De Rossi e Pisacane tirarsene fuori. Il Genoa nelle ultime 2 stagioni, con Vieira e con Gilardino prima, di fatto la salvezza l'ha ottenuta a fine marzo, poi con l'11° posto, ma non ha mai rischiato, oltre quegli autunni bollenti in cui è cambiato l'allenatore, in cui si ritrovava in zona retrocessione, poi ne era sempre uscita proprio attraverso gli scontri diretti e attraverso le partite in casa, che non si capisce perché cambiano gli allenatori, cambiano i sistemi di gioco, cambiano le annate, cambiano i giocatori, ma il Genoa ha sempre avuto questo andamento: girone d'andata con estrema difficoltà allo stadio Luigi Ferraris, pareggi con le squadre per non retrocedere, le dirette concorrenti, e poi girone di ritorno in cui si riesce a vincere le partite che erano sempre servite per gli scontri diretti, soprattutto in casa, facendo appunto delle partite al Ferraris l'arma salvezza. Questo è un campionato sembra un po' diverso, sembrano quasi sottovalutare il rischio retrocessione, anche perché, come dicevamo prima, non ci sono magari quei leader che ha avuto il Genoa in passato anche a livello di spogliatoio. Cioè il Genoa aveva Badel, aveva dei giocatori che lo spogliatoio lo sapevano guidare, si è parlato molto di Perin, ma al di là del valore del portiere in sé e della voglia di avere un portiere, il Genoa in questo momento è un campionato che lo spogliatoio ce l'ha Sabelli, un giocatore che ormai da diversi anni, ed Ekuban, però Sabelli non ha giocato ancora un minuto di fatto con De Rossi, cioè è una squadra che sembra non avere quella leadership o quel controllo che ha avuto nelle stagioni passate, e quindi questo ovviamente di questo si dovrà fare peso De Rossi, carico De Rossi. Perfetto. Fra? Va bene Riccardo, grazie ovviamente per essere stato nostro ospite, ci hai aperto bene, insomma ci hai fatto una bella panoramica sul mondo Genoa, infatti siamo molto contenti di averti avuto oggi in trasmissione, è sempre un piacere parlare con dei colleghi così competenti e anche simpatici, perché poi va detto, perché questo aiuta sicuramente nelle nostre dirette, questo aiuta, quindi buon lavoro, ci vediamo presto, un abbraccio. Grazie a voi Grazie, e Riccardo. buon Genoa Cagliari, a dopo. Altrettanto. Ciao. Ciao. Ciao Riccardo, grazie. Eccoci qua. Eccoci qua. Dai, sei vivo. Questo Sì, è bello. sì, grazie, veramente è stata... Tu tra l'altro hai anche degli audio, che poi ci ho ragionato dopo, tu hai degli audio E che cosa? non manderai mai, vero? A nessuno. Compromettenti. No, a parte che audio, mi hai chiamato. Ah, ti ho La chiamato. chiamata Ah, non no, l'ho vero, ti ho registrata. Ah, no, la chiamata, è vero che ti ho chiamato. No, vabbè, Ho ragazzi. anche un audio, ma la cosa peggiore era la chiamata. Ciao, Roby. La Sì, chiamata sì. alle 9. Mi si è allagato Vabbè. lo studio, vi dico solo questo. Io Così. non volevo dirlo, ma io ho Vabbè, detto un ma non c'è contrattempo niente in casa. mamma mia, Vabbè. ragazzi. Stavo proprio creando la diretta. A un certo punto mi sono sentito bagnato. Ho detto, che succede? Delirio. E qua io direi di chiudere questa meravigliosa diretta su questa frase che spero venga clippata da chi di dovere, perché insomma
chiaramente è una roba che merita. Va bene, Lucone o Luchino o Lucchetto, insomma, o Lucchetto con 2C. Vedi un po' tu. Ci vediamo stasera, 17:30. Esatto, tra poco più di 6 ore per il prepartita di Genoa-Cagliari. Abbiamo fatto il collegamento anche con Roby, quindi sono contento di aver avuto questa possibilità. Lo diciamo prima, no? Cioè, è la scomodità delle trasferte spesso però poi viene ripagata anche da questo tipo di situazioni, e quindi alle 17:30 ritroveremo Roberto Pinna dall'interno dello stadio Ferraris a Marassi per raccontarci il clima e il calore dello stadio di Genova, veramente che non ha pari in Italia in questo momento, e poi ovviamente ci ritroveremo poi nel post partita intorno alle 20:30 per commentare insieme questa partita. Ricordiamolo, prima partita del girone di ritorno. Quindi grazie a Giuseppe Boi e a Riccardo Re che sono intervenuti in diretta questa mattina, grazie a Luca Di Leonardo che grazie a voi. Alla fine ce l'ha fatta. Qui ci vediamo stasera. Buon pranzo a tutti, buona giornata. Grazie a chi ci seguirà anche in replica, che ci riascolterà su Spotify, perché bisogna sempre ricordarlo, ma restate comunque su 131, perché anche per discorso mercato, tutte queste cose qui, trovate tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro sito. Buona giornata, a dopo, ciao! Ciao! La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.